buongiorno. In piedi a voce alta, legge la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. Sì, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Si accomodi. Lei si chiama Elisabetta Giribaldi. Sì. Prego, PM. Dottoressa, lei che lavoro svolge? Dunque, io sono una psicologa psicoterapeuta e ho studio privato a Milano e Genova e inoltre lavoro per l'SVSD in clinica Mangiagalli. Lei per l'espletamento del suo lavoro presso l'SVS-SVD, il Servizio di Violenze Sessuali e il Servizio di Violenze Domestiche della clinica Mangiagalli di Milano si avvale della collaborazione di altro personale e segnatamente di assistenti sociali? Sì, dunque solitamente io lavoro, il primo colloquio di accoglienza viene fatto insieme per l'SVD, viene fatto insieme agli assistenti sociali, quindi siamo sempre in due, in tandem, e poi successivamente se c'è una presa in carico per qualche colloquio mi occupo personalmente dei pazienti. Nel caso in cui invece si presenti in servizio un caso SVS, prima c'è l'accoglienza della ginecologa, se io sono presente in servizio è facile che venga richiesta la mia presenza e vediamo sempre in tandem le ragazze. Quindi il vostro, dottoressa, il suo segnatamente è un intervento di primo intervento, un intervento di aiuto, di colloquio con una persona che ha subito ipoteticamente una violenza. Sì. Ha avuto modo in questo suo ruolo, in questa sua funzione, di avere un incontro con Elma Ruccarima intesa Ruby? Sì. Quando? Se lo ricorda? Dunque, io mi ricordo... E quali furono i contenuti di questo incontro? Dunque, io mi ricordo che ho fatto un colloquio un lunedì di giugno, mi sembra che sia il 7, però sulla data... Mi ricordo lunedì, perché vi dico lunedì per il semplice fatto che io, il primo periodo del mio lavoro in Mangiagalli, lavoravo in servizio tutti i lunedì, quindi sono sicura che fosse un lunedì. Sono arrivata in servizio, la mia collega, l'assistente sociale, mi ha detto che saremmo dovute andare presso l'Alfieri, di fronte, quindi dove Chi siamo. Era la sua collega, assistente sociale? Eva Brivio, scusate, la dottoressa Eva Brivio, dicendomi che dovevamo vedere una ragazza perché era stata praticamente segnalata al fatto che era stata malmenata in quanto che era stata affidata da una famiglia affidataria praticamente. E poi noi siamo andate lì e invece non risultava nessuna famiglia affidataria, è risultato che era stata collocata in un appartamento con una ragazza, con un'altra ragazza. Allora, arriviamo al colloquio. Sì. Quindi che lei ha avuto? Lei ha avuto modo di discorrere, di parlare direttamente con la minore? Sì, insieme alla collega, Ecco, sì, eravamo lei, in due. Insieme alla Brivio. Eva Brivio, scusi. Nel momento in cui lei va a colloquio sa già le generalità della ragazza, sa qualcosa sulla ragazza? Sul nome. Elma Ruccarima? Sì. Anche l'età? Le fu detto? Minorenne, sì, mi viene detto minorenne. Questi dati da chi le furono forniti? Eva, mentre facevamo proprio il percorso. Signora Eva Brivio la informa di questi dati. Allora, vuole riferire al Tribunale, guardando il Tribunale per cortesia, quali furono i contenuti di questo colloquio con la minore Elma Ruccarima e che cosa in particolare, se le riferì qualcosa e se cosa le riferì la minore? Sì, dunque, spero di ricordarmi bene le cose, nel senso che quello che emerge subito è la storia della ragazza, nel senso che ci dice che lei è lì, ma non vorrebbe essere lì per il semplice fatto che ci narra l'essere entrata e uscita da diverse comunità. Lei ci dice che non ama stare in comunità, ha fatto una scelta molto particolare che è stata quella di allontanarsi dalla famiglia di origine, in quanto che il proprio padre era un padre padrone, ecco, mettiamola così, che non le lasciava la possibilità di uscire. Lei poi ci aveva raccontato che voleva convertirsi, si era convertita mi sembra al cattolicesimo, al cristianesimo, e che questa era stata la storia che poi l'aveva anche un po' fatta prendere sotto l'ala protettiva nei momenti in cui si presentava in certi concorsi di bellezza, che era una cosa che agganciava bene praticamente le persone a cui lo raccontava. La madre non l'aveva mai sostenuta.
perché lei la definiva una mamma proprio, una donna proprio araba, quindi un po' i servizi del proprio marito. Scusi, dottoressa, Sì. può parlare un pochino più vicino Sì. al microfono perché non la sento bene? Certo. Raccontava che noi la vedevamo un po' così perché aveva indossava una tuta, e che però comunque in ogni caso lei faceva questi servizi di bellezza, questi concorsi di bellezza, perché comunque quando poi si curava un po' di più era decisamente una bella ragazza, cosa peraltro da non mettere in dubbio, per carità. E poi ogni tanto oscillava, no? Nel senso che raccontava di che tipo di vita dura avesse avuto, che comunque voleva crearsi un futuro, che lei era più grande dell'età che aveva, perché comunque in ogni caso lei aveva bene in mente di dover faticare per avere quello che poteva essere un futuro fatto in un certo modo, e che proprio non sopportava l'idea di essere inserita in un'altra comunità. Mi sembrava che ci avesse detto anche non potete rimettermi in comunità, noi abbiamo rimandato che non saremmo stati noi il servizio tale per cui che si sarebbe preso in carico l'inserimento della comunità. Poi che altro? La minore le vi disse come era giunta a Milano, per quale percorso non stradario? Percorsi, sì, certo, percorso per canoni estetici, nel senso che aveva fatto dei servizi, dei concorsi di bellezza, e in Sicilia aveva vinto le prime posizioni di un concorso di bellezza, tale per cui lei aveva detto che era risultata simpatica a Emilio Fedele e Le Mora, che l'avevano un po' presa sotto quello che poteva essere la protettiva, perché avevano visto in lei delle capacità estetiche e inerenti a quello che sono i canoni estetici televisivi. Ci aveva detto un po' questo, ecco. Quindi erano stati loro in qualche modo a favorirne l'arrivo a Milano, secondo quello che disse Rubi? Sì, da quello che ho capito io, secondo quello che aveva detto la ragazza, sì. Poi, circa la sua vita milanese, Sì. le disse quali erano le sue frequentazioni, che contesti frequentava, che attività svolgeva a Milano? Dunque, riguardo l'attività di Milano, ci ha parlato di far parte di un po' del pubblico della TV. Lei aveva valorizzato il fatto che, essendo decisamente una bella ragazza, faceva quella che appariva, quindi magari faceva da pubblico, mi viene da dir velina, però forse non è il termine giusto, ecco. Faceva dal pubblico pagato? Sì, Da era un figurante, lavoro. e quindi? Sì, era un lavoro, assolutamente. E poi la cosa che era emersa è che lei comunque faceva la comparsa, sempre per canoni estetici, in feste, in ville, in contesti privati, che comunque veniva pagata molto bene, che c'erano pagamenti effettuati in monete, in denari e in gioielli. Le fece riferimento, dottoressa, a uno specifico contesto cui la minore avrebbe partecipato? A me sembra di ricordare che la minore avesse parlato di ville nei dintorni di Milano. A me sembra di ricordare lei, questo. Il 27/11/2010 era un pochino più precisa, perché a domanda del pubblico ministero sono a pagina 8 ed è una lunga risposta, quindi non la leggo tutta, ma solo il passaggio. In fondo disse anche che era stata a delle feste in una villa ad Arcore, dove era stata pagata per la sua presenza. Mi fermo qua. Quindi i dintorni di Milano lei allora li identifica in Arcore. Oggi si ricorda, non si ricorda, vuole precisare? Guardi il tribunale. Guardi, perché ho un dubbio, nel senso che non mi ricordo di preciso, non riesco a essere... So che era pagata assolutamente, quello l'aveva detto, per la sua presenza, perché d'altronde che male c'era nell'essere pagato, perché era bella, quindi questo era quanto. Dottoressa, però scusi, non la mi voglio ricordo. interrompere, poi No, prego, ci mancherebbe. ampiamente se riterranno di farlo all'esame al controesame, però io le ho fatto una domanda specifica, cioè Non se mi lei ricordo. ricordava, siccome nel verbale c'è, l'ha sottoscritto No, certo. lei, l'indicazione specifica della località, Arcore. Questa è la domanda del pubblico ministero, se la ricorda? No.
Non se lo ricorda. Purtroppo adesso no. Lei ha ragione di ritenere che allora disse una cosa inesatta ai pubblici ministeri? Non credo. È una domanda suggestiva, perché suggerisce la risposta. È certo che chiunque ha parlato davanti ai pubblici ministeri si presuppone che abbia parlato in una maniera corretta, anche se per i limiti del codice penale. Quindi è uno stilema retorico fare una domanda di questo genere, che credo non debba essere ammessa. Allora, signora, lei sicuramente, per averlo riferito e letto il pubblico ministero, al pubblico ministero aveva detto e fatto espressamente riferimento alla villa di Arcore. Può spiegare come mai aveva fatto quel riferimento? Se era frutto della sua memoria o se Lo sa che non riesco a essere più l'aveva precisa. saputo da altri? Cioè, che lei l'abbia detto al PM sicuro, perché ne ha dato Sì, lettura. perché la mia idea, non mi ricordo se proprio la ragazza, perché la mia sensazione, il mio ricordo è che era stata decisamente precisa nel non fare, nel dire dei nomi e delle località. Era rimasta molto vaga. I nomi erano stati 4-5 che io mi ricordo, proprio nello specifico. E io non mi ricordo adesso questa cosa qua di Scusi, Arcore. il riferimento alla villa Arcore, cioè da dove le è venuto? Non mi ricordo. Sa cos'è che purtroppo poi dopo non me lo ricordo. Farei delle supposizioni, non me lo ricordo. Va bene, prendiamo atto, anche se qui era stata molto precisa. Comunque. Lei ha detto che la ragazza veniva pagata Sì. per partecipare a queste feste. Sì. È corretta il mio riassunto Sì. della sua risposta? Sì. Specificò le entità degli emolumenti che riceveva? Mi sembra anche lì sui 5.000 euro, mi ricordo cifre molto alte, 5.000 euro, migliaia di euro. Ma disse anche da chi veniva eventualmente accompagnata presso queste serate, queste feste? E disse che aveva l'appoggio tipo anche di auto di scorta, auto blu, perché comunque io frequento persone importanti, questo l'aveva detto. Ecco, io dal medesimo verbale di sommaria informazione del 27/11/2010 le ricordo, ovvero le Sì. contesto, pagina 8 e 9, quello che lei ebbe a dichiarare ai pubblici ministeri. Ha sottoscritto la dottoressa Boccassini. Sempre la ragazza aggiunse che partecipava a queste feste con altre belle ragazze che la pagavano per la loro presenza. Parlava spesso al plurale, descrivendo la partecipazione a varie feste in diversi contesti. Disse che era pagata molto. Ricordo con precisione che parlò di 5.000 euro e anche 20.000 euro. E che in un'occasione, dopo averla accompagnata, non disse da chi, con una grande macchina la persona le diede un collier d'oro, ma non ci Sì. disse chi glielo regalava. Quindi sono due Sì. i profili di discrasia. La somma 20.000 euro, e qui non parla di scorte, per la verità, volevo essere corretto e preciso. Allora lei Sì, è vero. conferma? Confermo. Qui conferma, eh? Conferma che cosa? La cifra di 20.000 euro? Dai 5.000 ai 20.000, il discorso anche di gioielli, mi ricordo che aveva parlato nello specifico di un collier d'oro, è vero. Che sarebbe stato un corrispettivo per la partecipazione Sì, alla serata? sì. Senta, la ragazza, lei ebbe la percezione, non la sensazione, che la ragazza avesse disponibilità di denaro? Sì. Cioè visivamente vide i soldi Ah, o lei ne parlò? No, lei parlava comunque di avere sempre grandi disponibilità di denaro, no, io non ne vidi mai, non l'ho vista un'ora, no. La ragazza, la minore, Sì. Elma Karima Intesarubi, ebbe modo di parlare di tale Nicole Minetti in quell'occasione? Sì, Cosa disse? lei ci disse che comunque potevamo anche stare tranquille, perché mi ricordo che c'era stato anche la mia collega che diceva come va, ma stai bene, perché comunque entrare e uscire dalla comunità non ha tanto senso, soprattutto adesso che tipo stai per diventare maggiorenne. Lei dice di non preoccuparsi, che tanto comunque aveva diversi amici a cui era affidata, ad esempio la Minetti, che è una persona comunque importante, che mi aiuterà lei, quindi non preoccupatevi, perché tanto io sono in buone mani, anche con diverse persone, sono amica con diverse persone della questura del Fatte Bene Fratelli, e sono tutte persone che si occupano di me, e questo l'ha detto. Senta, in riferimento, lei
va a questo colloquio psicologico Sì. per offrire supporto a una persona che aveva un problema. Lei sa che cosa era successo alla ragazza? Dunque, quello che ci racconta è che poi si è scoperto appunto che aveva litigato con la coinquilina e sembra che si siano proprio scontrate, nel senso che lei racconta che mi sembra mentre stava dormendo le ha tirato il bastone del mocio, le ha dato il bastone del mocio addosso e lei ha reagito e quindi poi alla fine si sono scontrate fra loro. E mi sembra che ci fosse proprio per una questione di competizione, nel senso che comunque lei stava avendo una carriera, si stava costruendo una carriera a livello di TV, quindi ci potevano essere delle invidie personali. Però, La ragazza, la minore, El Marouk Karima, quindi si trovava a casa di questa signora che l'ha picchiata, sì, giusto? sì, Cui almeno. è venuta alle mani. Sì, Però vi aveva parlato di Nicole Minetti. sì. E lei nel suo ruolo ha ritenuto di approfondire questa evidente anomalia? Dunque no, perché io non mi occupo di questa parte pratica, nel senso che io mi gioco la ragazza, nel senso mi gioco l'utenza, ossia il primo colloquio si fa insieme, però poi successivamente la psicologa si mette un po' dietro e tutto quello che viene portato avanti dall'assistente sociale, che si occupa maggiormente della parte pratica. Mediamente, soprattutto con ragazze così giovani, io mi defilo un po'. Non so se lo rispondo. Lei ricorda se la ragazza parlò di prostituzione, ovvero voi avete approfondito l'eventualità che questa giovanetta, questa minorenne si prostituisse? No, nel senso che noi abbiamo provato un attimino a aprire uno spazio di riflessione. Mi ricordo anche che la mia collega ha raccontato del fatto che c'è il figlio che lavora per un'emittente televisiva e lei però mi aveva colpito perché ci aveva un po' messo in difficoltà, nel senso che ho detto, d'altronde io sono una bella ragazza, mi pagano per essere bella, che male c'è? Io comunque sono esteticamente piacente, quando mi curo sono molto carina, quindi pagano la mia parte estetica. Quindi non parlò di atti sessuali? No, ma no. Questa era la no. domanda. Secondo, ha parlato di partecipazioni a feste. Sì. Fece i nomi dei proprietari delle case, degli ospiti invitanti, delle persone da cui andava? Io mi ricordo il fatto che partecipassero a queste feste Emilio Fede e Lele Mora, ma non ha fatto altri nomi. Ha detto io comunque conosco tanti personaggi importanti, tanti personaggi politici, voi non avete idea effettivamente delle persone importanti che io conosco. Questo. Oltre alla minore, a queste feste vi sarebbero state altre persone, altre ragazze intendo? Sì. E in riferimento a queste ragazze, la minore parlò invece di atteggiamenti, diciamo, di compiacimento sessuale, una dimensione sessuale? No. Senta, specificò i rapporti che intratteneva, lei ha parlato con Lele Mora, cioè parlò di Lele Mora, a parte questo inciso che ha già riferito? Parlava del fatto che comunque vedevano in lei, questo un po' sia per tutte e due, sia per Lele Mora che per Emilio Fede, il fatto che vedessero in lei delle grandi possibilità di carriera. E quindi io l'ho percepito come facente parte della scuderia di Lele Mora. Dottoressa, lei è una psicologa, le domando Sì. che contegno comportamentale, quindi fatti aveva la minore nella quindi l'espressività corporea e verbale nel raccontare queste cose? È in grado di rispondere? Cioè, Sì, no? sì, stavo un attimo, aspetti che stavo più che altro risalendo dunque era seduta in fondo al letto, aveva una tuta e giocherellava mi sembra con la cerniera della tuta e era molto, non so se questo può essere una risposta, era molto altalenante, nel senso che non era proprio facile anche seguire un filo logico in quello che le andava narrando, perché non so, prima raccontava della lite col papà, poi del fatto che aveva tanti soldi, del fatto che comunque aveva possibilità di carriera, dell'olio bollente rovesciato in testa, cioè era molto... Mescolava. Sì. Senta, lei ha detto che le risultava che la minore
fosse tale, cioè minorenne, perché Sì. era stata informata, ma la ragazza fece riferimento alla sua età anagrafica nel corso del colloquio e segnatamente disse se si presentava sempre come minorenne o se a volte dava indicazioni diverse? No, questo mi sembra di ricordare che dicesse che lei proprio quando si vestiva in un certo modo sembrava molto più grande della sua età. Questo è un dato estetico. Sì, Io ho sì. fatto riferimento a un dato eventualmente dichiarativo, cioè se proprio la ragazza le avesse raccontato che indicava un'età diversa. Sì, mi sembra di ricordarmi di sì, nel senso che lei a volte diceva già di avere la maggiore età, di avere anche, mi sembra di ricordare, più di 20 anni. Però, Ecco, io le contesto che di questa, rilevo che questo dato è assente dal verbale di sommarie informazioni, salvo che i signori difensori non abbiano una contezza diversa e mi sia sfuggito. No, Ma nessuna è cosa- stato chiesto alla No, testimone di fatto, all'epoca, esatto, perché Presidente. forma No. oggetto di una No, domanda Presidente. in cui ho risposto diversamente. No, ho dato rilevo che non c'è questo dato. Ma come dice il Presidente non c'è la domanda. Sì, io ho rilevato. Quindi lei comunque, al di là del rilevare o meno, questo elemento se lo ricorda? mi sembra di sì. Le sembra di sì. Senta, fece riferimento la ragazza a sue eventuali parentele, ascendenze, rapporti parentali con terzi? Parentali, a parte il percorso di sofferenza col padre Sì. integralista, quello che era, fece riferimento a qualcos'altro che lei si ricordi? Io in questo momento non mi ricordo. Non si ricorda. Grazie, non ho altre domande. Mi riservo di concludere in esito. Prego la difesa per l'esame e il controesame. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. No, un'unica precisazione. Lei poco fa al signor procuratore ha detto che Rima aveva detto di avere degli amici in questura, dei poliziotti, delle Sì. persone che conosceva. Sì. Lei ricorda che nomi le fece? Dunque, aspetti, Hermes Sì. e Fusari. E Fusaro. Fusaro, sì. Adesso guardate. Grazie, io in controesame non ho nessun'altra domanda. Sul suo consenso? No? Prego, avvocato. La difesa citerà la teste comune, ex articolo 497, quando riterrà opportuno per la strategia difensiva. Questo non suoni offesa ovviamente all'ordinanza ribadita di questo Tribunale, ma ossequio all'attività difensionale che noi poniamo in essere. Grazie Presidente. Le difese sono invitate a procedere all'esame per gli stessi motivi già indicati nell'ordinanza con riferimento alla teste brivio. Io ribadisco quanto ho testé detto, grazie signor Presidente. Grazie signora.